Tutto il mondo forestale si sta interrogando su quali saranno le nuove foreste che andranno a ricrescere nei vuoti, nei varchi che Vaia ha lasciato. Che tipo di boschi saranno quelli che ricopriranno le nostre montagne nell'immediato futuro? Il successo della raccolta di fondi a Vicenza, della campagna Adotta un albero promossa dalla Coldiretti, ha stimolato la discussione. La monocultura dell'abete rosso diffuso dopo la Grande Guerra solleva oggi parecchie perplessità. Quali piante verranno scelte ad Enego, il comune più martoriato e destinatario dell'assegno di 22.500 euro? La piana di Marcesina è candidata a diventare un laboratorio biologico, un progetto pilota utile per le foreste che verranno. Che potrebbe diventare appunto un punto di riferimento anche scientifico, didattico, scientifico, perché si potrebbe assistere costantemente, quindi anche pilotare oltre che assistere tutto quello che succede dopo una vicenda di questo genere qua. Quindi si impianta una specie, un'altra, si fanno vari tipi di impianti, bene, si lascia la natura che faccia da sola in altre e si può continuamente verificare. La grande incognita è rappresentata ancora una volta dai cambiamenti climatici. Ecco, se al 2100 avremo rispetto all'oggi da 2 a 6 gradi in più, potete ben immaginare che non potremo avere la vegetazione che abbiamo oggi. Quindi laddove oggi vediamo boschi di abete rosso, molti sono stati piantati artificialmente dopo la Prima Guerra Mondiale, è più facile immaginare per il futuro grandi distese in basso di faggio e in alto magari di larice, che fra l'altro è una specie anche molto più adatta a sopportare stress molto forti come quelli delle tempeste. Il misto sicuramente, e poi buona parte lo farà la natura. Noi dovremmo, secondo me, non violentare la natura.